Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Tra Ville e Giardini, il viaggio della provincia di Rovigo, iniziato il 15 giugno 2011, è giunto ormai alla sua penultima tappa. Protagonista di questa serata è Simone Cristicchi, che con Gli Romani in Russia ha riportato alla memoria un episodio spesso relegato a poche righe sui libri di storia, la campagna di Russia del 1941. La cornice della serata è stata il Parco delle Rimembranze di Lusia, accanto all'Adige, dove un tempo sorgeva il paese, abbattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e del quale restano pochi ricordi. Il campanile mezzo abbattuto è l'unica traccia di quel che resta della vecchia Lusia. Questa sera vi trovate qua in questo Parco delle Rimembranze. Questo è quello che è rimasto di un lontano bombardamento del 20 aprile del 1945, quando Lusia fu bombardata dagli americani per fermare la ritirata ai tedeschi. Lì vedete ancora ci sono le fondamenta della chiesa, del campanile, perché il paese era tutto spostato sotto proprio l'argine dell'Adige. Non a caso lo spettacolo di questa sera vedrete che ben si sposa con la storia di questo parco, ma soprattutto con la storia di questo paese, che, come già anticipato il sindaco, ha subito uno dei più gravi bombardamenti del nostro territorio. Qui siamo in un luogo veramente evocativo ed è bellissimo ritrovarsi qui in un luogo che è stato di distruzione, adesso invece è un luogo di partecipazione, è un luogo anche di divertimento in cui potremmo goderci questo bellissimo spettacolo. Il personaggio, dicevo, di questa sera siamo abituati a vederlo in veste di cantante, in realtà si presenta come attore con un monologo sulla ritirata in Russia, un momento raccontato attraverso le storie di molti giovani che sono partiti con molto entusiasmo e molti di loro non sono neanche ritornati. Emozionante lo spettacolo di Simone Cristicchi, che ha vestito i panni insoliti dell'attore, con un monologo durato 1 ora e mezza, recitato interamente in romanesco. Questo è il mio debutto come attore, con un monologo particolare perché si tratta di teatro di narrazione, di teatro civile, ma utilizza la metrica antica dell'ottava classica. La metrica, per capirci, quella dei cantastorie medievali o anche dell'Orlando Furioso, della Gerusalemme liberata, è un modo per rendere epica la storia degli umili. Sono ragazzi che vanno alla guerra e sono giovani, giovani di borgata, giovani che parlano un linguaggio che oggi non esiste più, comunque comprensibilissimo. Gli Romani in Russia è stato trasformato da me in questo spettacolo teatrale, è in realtà un poema di 1200 ottave, scritto da Elia Marcelli, reduce della campagna di Russia, e che nell'ultima parte della sua vita si dedicò alla scrittura di questo capolavoro della letteratura, sebbene poco conosciuto, e volle lasciare un testamento con questa storia, un testamento soprattutto per le giovani generazioni. Un Simone emozionato per la cornice storica del Parco delle Rimembranze e per il significato che ha per lui il racconto di questa sera. Una storia sicuramente particolare della Seconda Guerra Mondiale, perché è la ritirata di Russia del 41-43, in cui morirono quasi 100.000 ragazzi, rimasero lì nel ghiaccio, nella neve, nel freddo a 40 gradi sotto zero. Tra questi ragazzi c'era mio nonno, che però riuscì a ritornare. E di questa storia però non volle mai raccontarmi niente, ecco perché oggi ho sentito il bisogno di raccontare io la sua storia. Tra Ville e Giardini si chiuderà il 18 agosto a Fratta Polesine con Niccolò Fabi, dopo 2 mesi in giro per la provincia di Rovigo all'insegna della grande musica, del teatro e della danza.